La petizione nazionale per posticipare i saldi estivi a fine agosto e quelli invernali a fine gennaio, lanciata da Fismo Confesercenti, lascia invece piuttosto fredda Federmoda sia del Veneto che di Treviso, perché se la raccolta firme indirizzata al governo è espressione di un disagio che va ascoltato, secondo la presidente di Federmoda Treviso Beatrice Paludetti, spostare la data dei saldi non servirà a salvare i negozi. A dover essere messe in campo sono le riforme che soddisfino la necessità profonda di revisione del settore. Servono sicuramente delle misure diciamo di sostegno che siano naturalmente varate con massima urgenza, come il sostegno a quei negozi e a quei venditori che resistono tenendo aperte le loro attività in condizioni oggi difficilissime. Hanno poi avviato, quindi qui ci allarghiamo nel campo, anche tutte quelle politiche di rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie, delle aree a rischio di degrado. Poi sicuramente va contenuta, fermata la proliferazione selvaggia dei centri commerciali. Periodicamente l'utilità dei saldi finisce anche con l'essere messa in discussione. Secondo la presidente di Federmoda Treviso, invece, i saldi rimangono un momento importante nella vita di un negozio e in quella dei suoi clienti. Il problema, semmai, è che le regole che valgono per i negozi fisici non esistono per le grandi piattaforme digitali. Qui c'è lo squilibrio che penalizza i piccoli negozi multibrand di vicinato che non possono reggere una competizione basata appunto solo su sconti continui, aggressivi, con i margini sempre più compressi, disattendendo le regole della sana concorrenza, perché noi siamo per diciamo, stesse regole, stesso mercato.